Buongiorno a tutti, io sono Jacopo Pertile, mi occupo di consulenza strategica digitale, la mia società si chiama Azzurro Digitale e a valle di questo facciamo tutta una serie di eventi legati all'innovazione, tra cui, come citava il dottor Rocco, TEDx Padova, TEDx Cortina, il premio innovazione per l'Ordine degli Psicologi, abbiamo avuto il piacere quest'anno di organizzarlo noi, degli hackathon. Voi vedete tutti eventi con un denominatore comune che è quello dell'innovazione. Quello che vorrei che condividessimo questa mattina sono alcune pillole di quello che ho imparato organizzando questi grandi eventi. Chiaramente, questo l'ho visto ieri, siccome ognuno di voi qua organizza all'interno della settimana eventi molto differenti gli uni dagli altri, perché ieri c'era una dottoressa che organizzava un evento da 300 persone, un'altra dottoressa che ne organizzava uno da 3, prendetele come dei suggerimenti, dei consigli, quello che oggi andiamo a condividere insieme, per poi declinarli nel vostro singolo evento. Quindi quello che andremo a vedere e gli strumenti che condividerò insieme a voi, gli strumenti soprattutto vanno bene per tutti voi e anzi sono degli strumenti che potrete utilizzare anche per la vostra professione, se non li conoscete già ovviamente. E invece quelli legati più all'evento in sé, prendeteli come dei punti di riferimento per poi andarli a declinare sul vostro singolo evento. Quando hanno già organizzato l'anno scorso un evento all'interno della settimana? Uno solo, perfetto. Ok, e in generale qualcuno di voi ha mai organizzato un evento, un'attività di questo tipo, piccolo o grande che sia? Ok, più di qualcuno, perfetto. Allora, direi che possiamo iniziare. Vorrei alternare, abbiamo fatto questo esperimento ed ha funzionato, la parte, tra virgolette, passatemi in termine, didattica a una parte pratica, cogliendo questa occasione in cui già voi potete iniziare a pensare, a riflettere sul vostro evento, utilizzando le pillole che andiamo a vedere. Ok, allora, questa qua è il punto di partenza da cui ogni persona che vuole organizzare un suo evento deve partire. Non è altro che un piccolo Gantt. In alto vedete l'aspetto temporale, in questo caso per semplicità l'abbiamo diviso in 3 aree: prima dell'evento, durante l'evento e dopo l'evento, e tutta una serie di attività che dovete considerare nel momento in cui vi sedete a tavolino e iniziate a riflettere su quello che volete organizzare. Scusa, su questo materiale poi ci sarà anche... Sì, questo materiale lunedì lo condividerò con la segreteria, che poi lo condividerà con tutti voi. Adesso questo è una cosa iniziale, poi verrà implementato perché già ieri sono venute fuori tutta una serie di aspetti che erano importanti e che però nelle slide non ci sono e che quindi andremo ad aggiungere. Ok, abbiamo evidenziato 8 diverse fasi per quanto riguarda l'organizzazione di un evento: la logistica, la fase di sponsorizzazione, questo magari per gli eventi un po' più grandi, i temi e gli speaker del vostro evento. Per speaker intendiamo i relatori che parteciperanno al vostro evento, la realizzazione dell'evento stesso, poi ovviamente li vedremo nel dettaglio, tutta la fase di comunicazione e marketing, quindi tutta la fase fondamentale per raggiungere il vostro target e la vostra audience, il pubblico, quindi chi parteciperà al vostro evento, un aspetto più tecnico legato alle foto e semmai nel caso ai video dell'evento, e alla fase post-evento, che molti sottovalutano o addirittura ignorano, e in realtà è una fase fondamentale. Prima
però di entrare nel dettaglio di questi 8 punti, la domanda che dovete porvi e da cui partire: qual è l'obiettivo per cui voi state andando a organizzare il vostro evento? Questa è la domanda principe da cui dovete partire. In relazione all'obiettivo, allora poi organizzerete tutte le fasi che avete visto di conseguenza. Vi faccio subito un esempio pratico. Io organizzo, tra le altre cose, il TEDx Cortina, e l'assunto di base da cui sono partito per l'organizzazione di questo evento era appunto l'obiettivo. Qual è stato il mio obiettivo in quell'evento là? Il mio obiettivo era solo uno: farmi conoscere in un territorio nuovo dal punto di vista professionale e creare nuove opportunità di business per la mia azienda. Questo era il mio obiettivo. Non voleva essere un obiettivo di carattere economico, quindi non volevo guadagnare soldi da questo evento, non voleva essere un obiettivo di vendita diretta di prodotti o servizi, quindi non avevo un libro esposto da vendere o non avevo un e-commerce o un gestionale da piazzare. Voleva essere solo e soltanto un obiettivo di visibilità e conoscenza di nuovi possibili clienti per la mia realtà. Da questo poi sono andato a declinare tutto il resto. Ieri alcuni degli obiettivi che erano venuti fuori, non ve li dico, adesso vi chiederei di pensare in veramente 3 minuti, individualmente ovviamente, qual è l'obiettivo che voi volete perseguire nell'organizzazione dell'evento che farete a novembre. Quindi veramente in 5 minuti al massimo pensate a qual è l'obiettivo che volete raggiungere a novembre. Se non ce l'abbiamo in testa è inutile andare avanti. 5 minuti di tempo, proprio cronometrati, per pensare al vostro obiettivo. Ok, chi vuole condividere l'obiettivo del suo evento? Farmi conoscere e far conoscere la parte di psicologia di cui io mi occupo, che sono spesso defraudata da altri, e questa cosa mi rompe un po'. Poi? Anche per me è farmi conoscere, e poi il nostro secondo obiettivo, come metterlo, è quello di fare rete con colleghi o associazioni. Benissimo, poi? Dare visibilità a un servizio di consulenza rivolto alla persona, quindi one to one, che oggi è monopolio di grandi realtà che però non hanno la conoscenza del territorio e non hanno la capacità di essere presenti proprio sul territorio, e che operando su grandi numeri hanno dei percorsi molto standardizzati, e quindi noi vogliamo puntare sulla personalizzazione del servizio. Molto bene, poi? Fare conoscere la modalità di interagire col paziente sulla base dell'orientamento psicoanalitico fenomenologico. Ok, poi? Io ho un duplice obiettivo: da una parte sono psicologo, dall'altra sono rappresentante legale di un'associazione, quindi... È sbagliato tecnico, non è una tecnica assolutamente, è una parola veramente che contrasta. Interagire Quindi possiamo col scrivere... paziente, come ho detto, le avevo detto prima, modalità di interagire col paziente. Premetto che io non sono uno psicologo, quindi per domande quindi... Modalità di interagire col paziente, se vuole pregare, ma non tecniche, per carità.
diceva i suoi due obiettivi? Bilanciare attraverso il fatto che interagiscono questi due aspetti dei gruppi di automotorimento. Quindi diciamo anche in questo caso rete. Rete, fa conoscere, c'è dentro. Perfetto. Prego. Sono d'accordo con tutti, ecco, aggiungerei facilità di contatto. Benissimo. Altri? Sensibilizzare su un tema. Benissimo. Ok, poi? Spiegare i vantaggi di un trattamento, una maggiore conoscenza di sé. Scrivo promozione di un trattamento specifico, ad hoc. Ok, come vedete abbiamo svariati obiettivi. Ieri qualcuno promuoveva anche il suo libro, quindi l'obiettivo era quello della vendita, quindi organizzare e cogliere questa opportunità per vendere il nuovo libro che aveva pubblicato, oppure qualcun altro nella psicologia dello sport, l'obiettivo di qualcun altro era quello di promuovere un percorso in una disciplina particolare della psicologia dello sport che sarebbe partito a marzo del 2018, quindi iniziare a raccogliere delle preiscrizioni per questo genere di attività. Scusi, pensavo. Ok, quindi una volta che abbiamo definito l'obiettivo che andremo a perseguire nel nostro percorso di avvicinamento all'evento, possiamo passare alla fase successiva. Che direi, ancora meglio, è la definizione, prima di passare alla logistica, del mio target. Quindi, quello che dovete pensare, una volta che avete individuato l'obiettivo, è capire per chi voi state organizzando quel dato evento o quella data esperienza che farete vivere. Quindi capire a chi andrete a rivolgervi per dire guardate che il 30 novembre ci sarà questo evento qua, oppure deciderete di stampare dei flyer, delle brochure, a chi è che li consegnerete? Oppure deciderete di fare una pagina Facebook o mandare un'email, a chi la manderete? Vi faccio sempre un esempio pratico. Noi organizziamo dei Blue Wave. I Blue Wave sono delle sorte di maratone di 30 ore continuative dove un'azienda dà una sfida progettuale su un problema o un'opportunità che vuole perseguire all'interno dell'azienda, e per 30 ore dei partecipanti vanno tramite delle metodologie costruite ad hoc a risolvere questa sfida progettuale nel grande tema della cosiddetta Open Innovation. Ora, il nostro compito è quello di A, ovviamente trovare l'azienda di riferimento, B, trovare i partecipanti per questo evento. Noi abbiamo bene idea di chi è il nostro target a cui proponiamo l'evento, e sono tendenzialmente studenti di tutte le università, neolaureati o tendenzialmente appassionati dell'azienda che organizza l'evento. Vi faccio l'esempio ancora più pratico: a fine ottobre organizzeremo il Favini Blue Wave. Favini è un'azienda che produce carta, un'azienda tra le altre cose che sta qua in provincia di Treviso, e i partecipanti le persone a cui noi abbiamo raccontato il progetto sono stati sicuramente designer, architetti, giovani laureandi o studenti dell'università di Ca' Foscari e di Venezia, Ca' Foscari di Treviso, Ca' Foscari di Venezia e l'Università di Treviso,
e qualche appassionato sul tema del design thinking, perché andiamo a sviluppare la giornata utilizzando il design thinking, che è una metodologia di lavoro legata all'innovazione. Quindi avevamo ben chiaro qual era il target a cui proporre il nostro evento. Quindi quello che vi chiederei di fare adesso, in questo modo vedete che stiamo pian pianino costruendo praticamente l'evento che andrete a organizzare a dicembre, vi chiederei di pensare a qual è il target di riferimento, e per target intendiamo il pubblico di riferimento, che volete aggredire. Sono giovani famiglie, sono adolescenti, sono mamme, sono persone con disturbi dettati dall'alcol, non voglio andare in altri tecnicismi perché poi vengo rimproverato. Quindi vi chiederei di pensare al target di riferimento del vostro evento. E attenzione, che se l'evento è dedicato ai bambini, non dobbiamo pensare a come arrivare al bambino, ma dobbiamo pensare a come arrivare al genitore che porti il bambino. Quindi è doppiamente difficile questo aspetto. Quindi vi chiederei di pensare, anche qua questa volta 3-4 minuti, qual è il vostro target di riferimento a cui volete andare a proporre il vostro evento. Ok, vai, raccontatemi chi è il vostro target, prego. Tutti. Cioè, nel senso che il come possiamo vederlo dopo, però il messaggio lo mandiamo a pioggia, chi è interessato è interessato, e chi non è interessato non importa. Ok, quando ho fatto l'esame di marketing, il mio professore in un progetto che avevamo sviluppato mi ha chiesto qual è il tuo target di riferimento per un dato prodotto, io ho risposto, tutti. Lui mi ha risposto, ma tu stai producendo acqua che serve a tutti, stai producendo della pasta che tendenzialmente più o meno tutti la mangiano, hai fatto Facebook che tendenzialmente tutti lo utilizzano. Quindi la risposta a tutti nel 99% dei casi è, non dico che è sbagliata, però è una forma, tra virgolette, di pigrizia, cioè è non voler andare a fondo e effettivamente fare delle riflessioni per capire qual è il mio target effettivo di riferimento a cui io voglio tendere, in relazione al mio obiettivo, oltretutto. Quindi possiamo anche scrivere tutti, però... Non ho ancora detto come, però. Ti chiederei di spiegare il perché più che il come. Perché tutti, adesso nell'esempio... Qual era il tuo obiettivo? Vabbè, il mio obiettivo è la somma di tutto quello che è stato scritto precedentemente. Quindi, vabbè, divulgazione, diciamo divulgazione. Ok, su che tema? Su che tema? Generale. Cioè, divulgazione di un team. Cioè, la collega prima diceva farsi conoscere essendo anche aiutata con la rete. Ok, quindi tu... La divulgazione è, esiste una rete. Cioè, fammi capire, siete una rete di psicologi o professionisti, Sì. E il vostro obiettivo con questo evento è quello di farvi, il vostro principale obiettivo, passami il termine, è quello di farvi conoscere e iniziare a costruire o continuare a costruire e implementare una rete di contatti, ok? Quindi l'obiettivo è la divulgazione della professionalità. Perfetto. Però qua ti interrompo,
nel mio caso specifico potrei aver bisogno dello psicologo, anzi tendenzialmente me lo dicono tutti, dovrei andare dallo psicologo, però io magari non verrei al tuo evento perché non credo di essere una persona che debba andare da un professionista per risolvere tutta una serie di problemi. Quindi già io in realtà non sono... Potresti avere un amico? Certo, ok, però questo era solo per farti capire come, occhio, quando vai a, quando andrai a strutturare il tuo evento e andrai a definire il tuo target, pensaci bene prima di andare a dire tutti, perché se dai a me il volantino, la brochure o fai vedere a me la pubblicità sui social, stai buttando via soldi e stai buttando via tempo, perché io 99,9% non verrò mai al tuo evento. E oltretutto, sottolineo quest'altro aspetto, organizzare attività o eventi troppo generalisti rischia di essere un'arma a doppio taglio, che possono andare bene a tutti, ma possono anche andare bene a nessuno. Quindi fate attenzione a questa cosa qua. Il taglio che dovete dare, probabilmente se io fossi in voi cercherei, come diceva prima la signora, di darlo abbastanza specifico, puntuale e preciso, per evitare di arrivare a tutti e nessuno, ma magari arrivare invece a pochi selezionati e che poi si possono trasformare in clienti, potenziali clienti, contatti e via dicendo. Ok, poi altri target? Prego. Io spiego, lavoro nell'ambito dell'oncologia. Ok. Allo IOP di Padova. L'idea era, siccome si sta aprendo una sede distaccata, ci hanno dato dei posti letto, 130, 137. 4 Treviso, giusto? A Castelfranco Veneto, e quindi era un modo per portare la psico-oncologia, perché il paziente oncologico cura sì gli aspetti prettamente legati alla parte della medicina, no? Noi abbiamo un servizio di psico-oncologia che non tutti conoscono, nonostante il paziente arrivi in quell'ospedale, e quindi è un po' per promuoverlo e arrivare sia al paziente sia ai familiari, perché noi ci occupiamo anche dei familiari. E io sto facendo la scuola di psicoterapia sistemico-relazionale che lavora proprio con tutta la famiglia. Vedi, qua iniziamo ad avere già un bel target, quindi come possiamo definirlo? Il mio target Sì. Il paziente oncologico e caregiver. Perfetto, paziente oncologico e, scusa? Caregiver, colui che si prende cura del paziente, il familiare. Ok, scrivo familiare. Perfetto. Qua vedete il target è precisissimo, lei sa esattamente a chi rivolgersi, tramite anche magari quale partnership rivolgersi, quindi andare allo IOB e inserire allo IOB tutta una serie di flyer, brochure, volantini che promuovono questo dato evento, sia su Padova che su Castelfranco, e quindi lei ha ben chiaro chi è il suo potenziale fruitore dell'evento che sta organizzando. Altri? Sì, anche io ce l'ho chiaro. Il problema con la mia target è che è un po' dappertutto e rubato da altri pseudo professionisti. Per cui su internet adesso ho un partner con il quale ho lavorato, insomma, marketing, per cui sono riuscita anche a fare una scrittura, una presentazione del mio lavoro in modo abbastanza, diciamo, efficace. Però su un evento così per me è tanto un casino, perché non posso fare la stessa cosa che ho fatto su internet, su quel sito, su quella cosa là, insomma, no? Perché sono persone che io mi occupo di psicologia del benessere o un nuovo ramo che è psicologia quantistica, sono cose che vengono rubate sostanzialmente da tutti i coach, da tanti dai maestri di yoga. E qua non ho capito, chi potrebbe essere un fruitore del tuo... Persone che hanno un sacco di problemi, che però invece di rivolgersi a uno psicologo che viene considerato come un professionista troppo di settore e per la malattia, vanno da persone che non hanno le nostre competenze, ma che si sostituiscono di fatto a noi.
completamente, che sono appunto i mental coach, gli insegnanti di yoga, e cioè adesso non mi viene in mente, però insomma. Quindi fondamentalmente il tuo target sono tutte quelle persone che vanno a... tutti noi, però poi tra tutti non noi. tutti noi, tu mi hai detto nel senso, chiaramente chi fa yoga, chi quelli frequenta noi che mental coach, si rendono conto. chi va intanto già questi sono due profili molto interessanti. Allora, torno indietro, possiamo dargli un nome a quello che volevo dire io, che probabilmente è la stessa, interpreto io che possa essere lo stesso della collega. Disagio sociale. Perfetto, vedete che già... Posso mettere? Assolutamente. Io ho messo eventuali persone che hanno problemi esistenziali, motivo di sofferenza. Va bene o no? O è troppo generico? Problemi esistenziali cosa vuol dire? Motivo di sofferenza, vuol dire questo, che diventano motivo di sofferenza. Ok, il mio consiglio è provare ad andare ancora un po' più in profondità, per dirle. Nel mio caso un problema esistenziale potrebbe essere, non so, la mia, adesso banalizzo, ovviamente semplifico, i problemi al lavoro, ok, non so se possa rientrare in un aspetto come il suo. E provare a capire e a declinare un po' di più cosa intende per problemi esistenziali, perché poi io che vedo la sua locandina o leggo la sua brochure devo capire cosa si intende per problemi esistenziali. Se lo capisco, si intende che diventano tali da essere motivo di sofferenza psicologica. Ok, va bene. Io, se fossi lei, proverei a capire ancora un po' di più come riuscire a spiegare il disagio esistenziale per raggiungere più facilmente un pubblico immediatamente. Per dire, il disagio esistenziale, portare l'esempio di hai problemi nel contesto lavorativo, hai problemi nel contesto familiare, hai problemi nel contesto relazionale, immediatamente a me, che io non sono uno psicologo, quindi non ho competenze come le sue professionali e tecniche, per cui immediatamente lei sa cosa vuol dire, significa avere problemi esistenziali, riesce a scaturire il mio interesse e quindi la probabilità che io partecipi al suo evento, al suo appuntamento, cresce esponenzialmente. Allora si potrebbe mettere persone con problemi nel contesto lavorativo, familiare e relazionale, si può mettere così. È già più chiaro, assolutamente è già più chiaro per un profano, perché voi dovete capire che tutti voi, qua nessuno mi sembra stia organizzando un evento per altri colleghi di formazione su determinati termini, ma tutti voi, e quindi potete utilizzare termini specialistici, tecnici, ma state andando a un pubblico profano, state andando a cercare potenziali nuovi clienti, state andando a farvi pubblicità con persone esattamente come me. Quindi mi raccomando, ricordatevi questo aspetto fondamentale di utilizzare termini non tecnici nel momento in cui andate a cercare il vostro target. Allora, io e un collega organizziamo un evento che è praticamente psicoterapia, io sono psicoterapeuta e lui insegna di biodanza, e l'idea appunto è quella di far conoscere le potenzialità di queste due discipline, e noi faremo, diciamo così, un intervento, cioè il target è la cittadinanza, perché nel contesto in cui lo facciamo c'è una tradizione dei giovedì sera in cui c'è sempre una serata, diciamo, a tema su qualcosa. Però un target più specifico potrebbe essere, però qui bisogna poi vedere come riuscire a raggiungere tutti gli operatori del sociale, dall'ambiente sociale allo psicologo che vuole, magari che è curioso di conoscere qualcosa di diverso, a, che so, tutti gli operatori che magari sono curiosi e che vogliono magari conoscere qualcosa di diverso
in realtà lo stai già esplicitando. Sì, esplicitando sì, ma poi voglio dire... Ah, come nella pratica lo raggiungi? Sì, diventa complesso, nel senso che... Ok, ecco, adesso collegato, perfetto l'intervento a quello che diceva il dottore, arriviamo al terzo punto, prima di entrare, stiamo praticamente facendo un imbuto, ok? Stiamo partendo dall'obiettivo, stiamo andando al target, quindi adesso stiamo facendo più la parte strategica legata all'evento, poi andremo alla parte operativa. Il terzo punto, che è connesso al target, riguarda l'aspetto delle partnership. Quello che diceva il dottore è giustissimo, cioè in relazione al nostro obiettivo e al nostro target di riferimento, io come faccio spendendo il minor numero di soldi e avendo la maggior visibilità possibile a raggiungere il mio target? Attenzione, qua non stiamo parlando di forme di marketing, qua stiamo parlando di partnership. Vi sto chiedendo di riflettere su quali potrebbero essere gli attori da coinvolgere nel vostro evento che vi possono aiutare, utilizzando le loro reti, a pubblicare il vostro evento. Prima la dottoressa aveva già introdotto il tema, lo IOV. Lo IOV, nel caso della dottoressa, è il primo partner in assoluto a cui andare a raccontare l'evento e a cui chiedere il permesso di poter diffondere all'interno della struttura volantini, flyer, brochure in relazione a questo evento. Ma non è l'unico, ve ne dico già un altro. Lo stesso ordine degli psicologi diventa il vostro primo partner. Quindi, ora vi chiederei, riflettete, questa è una parte importante, perché dovete provare a pensare in maniera un po' laterale. Avendo capito qual è il vostro obiettivo e avendo capito qual è il target, funziona un po' male il microfono, vi chiedo di pensare a quali potrebbero essere le partnership strategiche da costruire per riuscire a portare il maggior numero di persone al vostro evento. Vi faccio sempre un esempio pratico. Sto provando a organizzare un Blue Wave, quindi l'evento di cui vi parlavo prima, a Cortina in vista dei mondiali di sci del 2021. Quindi stiamo provando a costruire un evento di questo tipo per portare nuove idee a Cortina in vista dei mondiali. Ora, qual è il mio primo problema? Senza che poi cambio batteria. Qual è il mio primo problema? Il mio primo problema è trovare i partecipanti a questo evento, ok? Quello che dicevo prima, gli studenti e via dicendo. Per ovviare a questo problema, cosa ho fatto? Ho pensato, ma scusa, anziché rompermi le scatole e perdere mesi e investire anche dei soldi e provare a convincere le persone a venire, perché non faccio una partnership con la divisione del master dello sport di Ca' Foscari, propongo il progetto e dico portiamo i vostri studenti a viversi un'esperienza stupenda, 2 giorni a Cortina per sviluppare e strutturare idee per i mondiali del 2021, quindi sempre in ambito sport. Ho parlato con i responsabili e mi ha detto di sì subito. Quindi con una telefonata e un incontro io mi sono tolto il problema di individuare di portare il pubblico al mio evento. Una telefonata, un incontro. Ovviamente ci ho messo un po' ad arrivare a sta cosa qua. Ci ho pensato un po', poi mi è venuto in mente. Quindi quello che vi chiederei di fare a voi è esattamente pensare a questo. Quali potrebbero essere i partner che potrebbero aiutarvi a diffondere, a supportare o a riempire il vostro evento, a cui ovviamente poi si abbineranno, immagino io, il loro logo nella locandina, nella pagina web e dice, però lo vediamo. Quindi prendetevi qua 5 minuti, ovviamente non basterebbero e servirebbe molto di più, però provate in 5 minuti a pensare quali potrebbero essere i partner da coinvolgere nel vostro evento, legati chiaramente all'obiettivo che vi siete dati e al target di riferimento. Ok,
avete pensato? Comune. Oh, super. Comune. Poi? Olle? Io in base al mio target, la direzione sanitaria, la direzione scientifica perché è un centro di ricerca, l'ufficio marketing che è... Aspetta. Direzione sanitaria, poi? Direzione scientifica. Sì. L'ufficio marketing che ce l'abbiamo là all'interno. Questi qua sono tutti componenti dello IOV, giusto? Sì. Ok. Poi, ok, l'ordine, perché avevo pensato il patrocinio di tutti ci vuole, no? Certo. Il comune, ma è una cosa a parte perché io ho lavorato col comune con altri progetti sempre legati allo IOV, quindi è molto interessato, sto parlando del comune di Ponte San Nicolò, un comune specifico, e le associazioni di volontariato perché quando ho organizzato gli eventi passati, tutte quelle legate sempre all'ambito oncologico, non tutte. Bravissimo. Tipo c'è Volontà di Vivere, l'AVO, l'associazione Valentina Peniello che si occupa di automutuo aiuto per il post, cioè per l'elaborazione del lutto. Ok, vedete, l'evento è praticamente fatto, cioè se effettivamente poi quello che oggi la dottoressa Restuccia, compatibilmente chiaramente con impegno, tempo e via dicendo, effettivamente riesce a fare, quindi a creare delle partnership con non associazioni di volontariato, ma con 1, 2, 3, quelle che ha già elencato e che ha bene in testa di associazioni di volontariato, legate al suo target per raggiungere l'obiettivo primario, lei l'evento l'ha già fatto. Non deve spendere €1 in pubblicità su Facebook, non deve perdere tempo in attività a basso valore aggiunto che però sono tanto time consuming. Lei ha l'evento chiaro in testa, i partner chiari da raggiungere e il target ancora più chiaro. Perché questo? Perché è un evento specifico, ok? Quindi non è detto che ci saranno 200, 300, 400 persone, magari ce ne saranno 10, 20, 30, non lo so. Sicuramente il tema è che ha chiaro il suo obiettivo, il suo target e le partnership con cui raggiungere il suo target, ok? Quindi direi molto bene. Altri target? E attenzione perché quelli che abbiamo detto poi possono servire a tutti, ovviamente. Altri target, altri partner che volete coinvolgere? L'ordine degli avvocati e l'associazione dei consulenti del lavoro. Poi scusa? Associazione dei consulenti del lavoro. Ok, poi? Parrocchia, perfetto. Ecco, bravissimo. Questo è un tema che aspettavo che qualcuno dicesse. Cioè, qua non stiamo parlando dell'ordine, stiamo parlando di tutti voi. Cioè, ieri a Padova eravamo in 60, oggi qua siamo in 30. Vuol dire che solo noi siamo in 90 persone che organizzano il loro evento. Quindi se solo noi riuscissimo a fare squadra e quindi capendo magari gli eventi, e quindi vi sollecito poi a scambiarvi riferimenti, contatti se non li avete, ma se riuscite a parlarvi e capire cosa fa il vostro vicino, cosa vorrebbe fare, che evento vorrebbe fare il vostro vicino di sedia e magari riuscite a trovare degli aspetti comuni. Uno, anziché fare l'evento uno a Treviso o uno a Castelfranco, lo fate tutti e due a Treviso. B, magari lo fate in una location nella medesima location. C, lo fate a uno alle 4 e uno alle 5, in modo tale da creare anche tra di voi massa, organizzandovi il vostro evento, chiaramente, perché poi è giusto che, oppure anche decidendo di mettere insieme le forze e quindi, perché no, provare a fare una cosa un po' più grande insieme. Quindi gli stessi psicologi e
professionisti che sono qua e che sono stati a Padova, veramente utilizzateli, cercate alla fine di scambiarvi il biglietto da visita e provare a capire cosa volete fare e che temi andare a affrontare. E se, come sono certo ci dovessero essere elementi comuni, sia geografici che di contenuto, provate a fare rete, a fare squadra e aiutarvi tra di voi nella diffusione del vostro evento. Altre partnership che possono essere utili? Qua nessuno ha citato l'università. L'università, non so se lo sapete, ma è uno dei partner della settimana. Ovvio, bisogna capire che interlocutore, con chi parlare, però l'università può essere sicuramente un partner per qualche vostro evento. Poi, altri partner? Prego. Ad esempio, qual è il laboratorio dove si lavora? Ah, perfetto, ieri è venuto fuori subito. Poliambulatorio. Cioè, lo stesso posto, lo stesso luogo di lavoro può diventare un partner chiave per l'evento, magari addirittura provando a mettere proprio le strutture del poliambulatorio. Per dirvi, ieri c'era una dottoressa che organizzerà il suo evento nel suo poliambulatorio, e solo così lei avrà lo spazio gratuito, poi lo vediamo nella logistica, e conta di arrivare a un numero di base di partecipanti del suo evento che ritiene che le permetterà di dire ok, il mio evento è stato comunque soddisfacente per il numero di partecipanti. Quindi sicuramente. Altre partnership, perché poi in realtà queste servono a tutti, quindi tiriamone fuori altre. Prego. Io faccio parte di una società che si occupa di tipo di terapia che faccio, che ha una grande mailing list e quindi sicuramente mi può aiutare. Ok, questo diciamo mailing list, diciamo più che mailing list, che poi vediamo sono contatti di società partner. Ok. Parlando del comune, Sì. a chi ci si rivolge? A chi si manda la comunicazione? Mi spiace che non ci sia Nicolò, che sennò poteva darmi lui. L'assessore alle politiche sociali spesso accoglie queste. Secondo me quello degli eventi culturali, quando si fanno gli eventi. Quindi assessore alle politiche sociali, assessore alla cultura, poi eventi culturali. Io parlo direttamente col sindaco, mi è capitato Col sindaco magari in comuni un po' più piccolini, sicuramente su Padova e Treviso è difficile. È sensibile alla tematica, cioè lui che poi apre la strada e mi indica l'assessore di riferimento. Ok, perfetto. La direzione sanitaria? La direzione sanitaria in un ospedale ci sono anche lì gli assessori, cioè i comitati. Cioè la stessa direzione sanitaria Il professore chiede a chi rivolgersi. Altre partnership? Nel nostro caso pensavamo tutti quegli operatori del sociale che lavorano con gruppi fondamentalmente. Tipo? Gli operatori del sociale. Ok. Come vedete sono venute fuori tante diverse tipologie di partnership che vi aiuteranno sicuramente a raggiungere il vostro obiettivo. Ora, l'ultimo aspetto, prima di entrare poi su questi dettagli più operativi, riguarda quello che noi definiamo in termini nostri tecnici i KPI, cioè KPI sarebbero Key Performance Indicator, semplicemente delle metriche, cioè come facciamo alla fine dire se l'evento è andato bene o è andato male, se siamo soddisfatti o se non siamo soddisfatti.
il primo aspetto potrebbe essere, non lo so, il numero di partecipanti. Vi faccio questo esempio. A Cortina avevamo deciso di prendere una sala a 350 persone. La nostra prima metrica per definire se l'evento fosse andato bene o male era riempire tutta la sala. Quindi, nel nostro caso i biglietti erano in vendita a pagamento, riuscire a vendere 350 biglietti. Questa era la prima metrica. Poi ce n'erano tutte delle altre che vediamo dopo, i questionari, le salve e via dicendo. Quindi riflettete su, non è importante che sia un numero grande o un numero piccolo, poco cambia. Riflettete a quante persone volete coinvolgere nel vostro evento, dopodiché da qua a fine novembre, che quando è la settimana, dovrete lavorare per raggiungere quel numero di partecipanti. Quindi diamoci un minuto, pensate quante persone volete portare al vostro evento e da qua in poi diventerà il vostro mantra. Lo scrivete ed è un patto, tra virgolette, con voi stessi, per cui vi impegnate a portare queste persone al vostro evento. Un minuto, scrivete il numero. Ok, questo è l'impegno che vi siete presi con voi stessi ed è la prima metrica che dovrete tenere in considerazione per rispettare il vostro obiettivo. Bene, iniziamo allora, abbiamo visto la parte più strategica, quindi abbiamo capito il nostro obiettivo, abbiamo capito il target che vogliamo aggredire, abbiamo capito i partner che vogliamo coinvolgere per raggiungere il nostro obiettivo e abbiamo anche capito il numero di persone che vogliamo coinvolgere.